Giuseppe Maria de Segarra, grandissimo autore del secolo scorso, è morto in tempi relativamente recenti, negli anni 60 credo, del secolo scorso, ed è uno scrittore poliedrico anche in questo caso. È un traduttore dall'inglese, le sue traduzioni di Shakespeare sono assolutamente eccellenti secondo me, è un grandissimo romanziere, ha scritto un romanzo impressionante che si intitola Vita privata, che suggerirei a tutti di leggere, purtroppo si può leggere solo in catalano e in spagnolo, ed è scrittore di teatro, quindi ha una serie di attività che è difficile sintetizzare, ma nelle quali ha raggiunto livelli eccessi in tutte. Io consiglierei soprattutto di leggere quel quadro della borghesia catalana, della piccola nobiltà catalana, scritto nel romanzo Vida privata del 1932, in cui c'è una storia di una famiglia sfasciata, ma Segarra ci dice in che modo si sfascia e in che modo la città un po' la segue in questa diciamo, progressiva distruzione.